Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti. Io innanzitutto ringrazio dell'invito a partecipare a questo incontro per la presentazione e il commento su questo nuovo volume. Ormai sono tanti anni che vengono preparati questi volumi di ecomafia che hanno un valore sicuramente molto rilevante. E mi scuso fin d'ora se ho chiesto di anticipare il mio intervento perché dopo per gli impegni che la firma mi dovrò allontanare. Io però credo che sia utile comunque fare alcune considerazioni e alcune riflessioni sulla base dei dati numerici e anche delle considerazioni che vengono fatte da questo rapporto ecomafia del 2012, che ricordo sorge all'interno di quello che potremmo definire, che si chiama Osservatorio Ambiente e Legalità, e che vede assieme lavorare associazioni come Libera, Lega Ambiente, tutte associazioni, gruppi di cittadini che in materia di legalità, sotto il punto di vista della criminalità ordinaria o di stampo mafioso o ambientale, hanno dei grandi meriti e continuano dopo anni e anni a lottare per riportare un po' di luce nel nostro Paese. Mi soffermerò innanzitutto su alcuni dati, anche se alcuni andrebbero illustrati meglio, come già segnalava Gianfranco Bettini nel suo intervento. Il dato più evidente innanzitutto è quello di un aumento dei reati. E il numero ovviamente non è a livello italiano complessivo, il numero ovviamente non è soltanto l'unico strumento da utilizzare, è uno degli indicatori, e proprio questa può essere anche una risposta, che questi numeri andrebbero approfonditi, studiati, analizzati settore per settore, punto per punto, perché io ricordo altri numeri che abbiamo vissuto in questa zona veneziana. A un certo punto noi sembrava che avessimo quasi la totalità degli sarcomi del fegato, dei mesoteliomafleurici dovuti alla lavorazione di determinate sostanze cancerogene e genotossiche, e questo invece ha determinato solo il fatto che le indagini si facevano su qua. Quindi vanno considerati e approfonditi questi dati. Peraltro dico che sono sicuramente, al di là di casi singoli come Venezia, provincia o Veneto, di cui parlerò tra poco, peraltro credo che siano estremamente indicativi, perché a un certo punto anche i soli numeri, ad esempio, quando si mettono al primo posto la regione Campania, praticamente per tutti gli illeciti, penali e amministrativi, per tutti i tipi di crimini in materia ambientale, anche i numeri hanno una loro significatività, perché non è soltanto il problema di accertamento, vuol dire che è un fenomeno così diffuso che tocca tutti gli aspetti che riguardano l'ambiente in senso lato e l'uomo in quanto facente parte di questo ambiente. Perché quando si parla ad esempio del ciclo dei rifiuti, del ciclo del cemento, dei reati connessi a quella che poi vedremo anche per il Veneto, che è la archeomafia, e quando c'è sempre al primo posto una regione vuol dire che c'è qualche indicazione, qualche indicatore più importante. Per quanto riguarda in particolare ancora questo approfondimento in materia di ecomafia, ricordo che non a caso, e in Veneto, ricordo che non a caso qualche settimana fa è venuta proprio a Venezia la Commissione parlamentare antimafia, che ha sentito i rappresentanti delle istituzioni territoriali venete, così come i vertici delle forze dell'ordine, proprio per uno scambio di informazioni, per certi versi per acquisire dati, informazioni, sensazioni anche, che vanno sempre bene anche nella lotta alla criminalità, e dall'altra parte per fornire a propria volta delle indicazioni. Qui è interessante osservare come sia per quanto riguarda la Commissione parlamentare antimafia, quindi la Commissione bicamerale che è venuta qui a Venezia, e sia per quanto riguarda questo rapporto di ecomafia 2012, per quanto riguarda il Veneto vengono fatte delle considerazioni che sono abbastanza similari, nel senso che si dice che questi fenomeni di criminalità organizzata in senso lato non vanno esagerati, perché il Veneto non è sicuramente a livello di altre regioni d'Italia che tutti purtroppo conosciamo, come quelle in particolare classiche del sud, dalla Sicilia, la Campania, la Calabria e la Puglia, e peraltro è un fenomeno nel suo complesso da non sottovalutare, perché i segnali che ci vengono forniti dalle indagini della polizia giudiziaria, dalle indagini della magistratura, dalle sentenze, dagli interventi dei rappresentanti degli enti territoriali locali, sono proprio nel senso di un aumento della presenza criminale anche all'interno del territorio veneto. E quindi questa situazione va tenuta ben presente e va affrontata proprio
vista concreto e di gestione del territorio e del rapporto con i cittadini. Faccio un esempio molto significativo. Poco tempo fa, all'inizio di quest'anno mi pare, è stato firmato dal Ministro dell'Interno, rappresentante della Regione, della provincia di Comune, quel protocollo di legalità che ha sicuramente degli aspetti positivi per il segnale che lancia di trasparenza, di pulizia, di lotta a tutte le forme di criminalità, e che peraltro si fermano a un certo punto e lascia dei dubbi, perché ad esempio in materia di appalti pone dei limiti soltanto di un certo tipo, se per gli appalti, esempio, le informazioni devono arrivare anche per quanto riguarda i subappalti, i controlli devono essere verificati anche per quanto riguarda i subappalti, i lavori minori cui li subentrano. E però da quel protocollo viene messo un limite talmente alto che, non mi ricordo tanto, 5 milioni di euro, praticamente sono quasi tutti fuori, quindi non ha neanche senso fare un protocollo in questa ottica e con questi numeri. Così come un altro dubbio riguarda la limitatezza di questo protocollo, ma se noi crediamo nella lotta alla criminalità, che senso ha fare un protocollo che vale per 2 anni? Ma è veramente ridicolo. Per 2 anni avremo sconfitto la criminalità, cosa vuol dire? E un altro dato poi è quello degli obblighi che devono essere dati alle aziende di segnalare, comunicare, fornire dati eccetera. Anche qua credo che le segnalazioni delle aziende siano quanto mai opportune e sicuramente indicative proprio per poter arrivare a un lavoro collegato a territori e Ministero degli Interni più proficuo per tutti quanti. Dicevo, da queste prime osservazioni voglio passare ad alcune considerazioni e riflessioni in materia di ecomafia. Credo che la questione principale in questo settore, nonostante che oggi parliamo di illeciti penali e amministrativi, sia non tanto quello della repressione, perché nonostante la mia vita passata da magistrato, io sono convinto che non è questo l'aspetto principale e che i problemi dei crimini ambientali, così come dei crimini sul lavoro e di qualsiasi altra forma di criminalità come la corruzione, non verranno sconfitti soltanto con l'arma della repressione. Perché se siamo convinti di questo, a mio modo di vedere, non andiamo da nessuna parte. Perché ci sono delle fasi, degli aspetti precedenti molto più importanti. Ovvio che se c'è un crimine bisogna trovare le prove, bisogna fare i processi, se ci sono le prove vanno inflitte le condanne possibilmente vanno fatte anche scontare, ma detto questo, se noi prendiamo un criminale così come un trafficante di droga, le ecomafie, la criminalità organizzata ne trovate 10, 100.000 senza alcun problema, quindi vuol dire che bisogna andare alla radice. E allora per andare alla radice il primo aspetto fondamentale è quello della fare cultura in senso ambientale. Guardate che io, a mio modo di vedere, si fa poco anche nelle scuole. Se non cominciamo dai ragazzi dalle scuole a lavorare sotto questo punto di vista, non andiamo molto lontano. Secondo aspetto, altrettanto fondamentale, che è collegato alle attività sia degli enti territoriali come agli enti in senso lato tipico repressivo, è quello della prevenzione, perché anche lì bisogna cercare di arrivare sempre prima che determinati fenomeni si verifichino. Che cosa si può fare, che cosa si può dire? Gli aspetti e le competenze credo siano diversificate e mi limito a segnalare alcune proprio anche per non portare via tempo eccessivo. Credo che ci siano, vengo alla fase questa che parlavo di prevenzione e repressione, delle attività molto importanti, sono quelle della polizia giudiziaria, della magistratura e dei rappresentanti istituzionali sia territoriali che parlamentari. Parto dalla questione polizia giudiziaria e magistratura. A mio modo di vedere, in questo settore, così come ad esempio sulla sicurezza del lavoro, non c'è ancora abbastanza preparazione nelle forze di polizia in generale e nella magistratura, perché gran parte è affidata alla buona volontà dei singoli, non soltanto dei singoli uffici, che organizzano più o meno bene determinate aree di intervento, e però non può essere questo il modo di procedere in questa materia. Deve essere istituzionalizzato, deve esserci una preparazione profonda, regolamentata per tutti coloro che devono intervenire a livello di accertamento, a livello di prevenzione, perché altrimenti non si arriverà a risultati positivi. Ancora più importante è l'aspetto che riguarda quella che in senso lato possiamo chiamare politica, perché se io penso a quello che sta succedendo, mi riallaccio anche un intervento da quanto scrive Lega Ambiente nel rapporto, a quello che succede in materia di normativa, ad esempio in Parlamento, il panorama è ancora più terrificante, perché è vero
che da almeno 20 anni viene chiesta una modifica della normativa penale con l'introduzione, ad esempio, di delitti specifici e puniti in maniera adeguata, i delitti contro l'ambiente, e tuttora siamo lì in attesa che il Parlamento si muova se decide fare qualche cosa. Io ho recuperato, e parlo della mia esperienza diretta in questo momento, queste sollecitazioni, e noi, guardate, abbiamo presentato un disegno di legge per l'introduzione di delitti in materia ambientale, sono assieme a Della Seta e Ferrari, che sono stati ex presidenti di Lega Ambiente, con loro, e quello giace fermo, nessuna commissione, giustizia, ambiente ha intenzione di portarlo avanti. Tanto che in questa fase, visto che mi trovo a fare il relatore di un altro disegno di legge importante, quello sui reati a tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici, cerchiamo di introdurre quelle norme del disegno di legge che Lega Ambiente ben conosce in questo testo unico per cercare di dare una svolta. Qual è il significato? Proprio alla luce di quello che dicevo prima, che non è certamente l'aspetto repressivo quello fondamentale, però guardate che quando si arriva a individuare un criminale, il criminale va perseguito, il criminale, se ci sono le prove ovviamente, deve subire una condanna, ma non soltanto dal punto di vista penale, ma su tutto quello che lo tocca più da vicino, e quindi i beni, proprietà, il denaro, perché se uno commette dei reati in materia soprattutto di questo tipo ecomafia, lo fa, diciamo quasi sempre così, ma in questo caso in particolare esclusivamente per motivi di profitto. Allora, al di là di una sanzione penale che non arriverà quasi mai, per un motivo o per l'altro, è molto più importante cercare di intervenire con sequestri, confisca dei beni mobili e immobili. E anche su questo vengono fatte orecchie da mercante. Perché allora parliamo di questa situazione? Perché questa, per certi versi, veniva ricordata nell'introduzione, è la situazione analoga a quella che vediamo quando si comincia a parlare di corruzione o di lotta alla corruzione. Perché noi possiamo in teoria esprimere ed esplicitare i migliori concetti, i migliori principi, però poi se tagliamo le risorse a quelli che devono fare indagini, se tagliamo gli strumenti operativi a quelli che devono fare indagini, se anche quando vengono fissati e emessi dei reati vengono indicate delle pene edittali basse, questo vuol dire da una parte che i reati vanno in prescrizione molto in fretta e dall'altra che non si possono fare ad esempio le intercettazioni telefoniche e quindi non si può andare con mezzi premianti di indagini a verificare esattamente lì dove si commettono questi reati. Guardate, la stessa cosa sta succedendo per l'altro settore sensibile della politica, che è quello della corruzione, proprio analogo, perché vengono anche con questo disegno di legge ultimo della ministro Severino introdotte delle norme per certi versi banali, però che ne dicono molto poco, con pene molto basse, che si prescriveranno molto in fretta e che non consentiranno l'uso delle intercettazioni telefoniche. Allora, su corruzione, lotta all'ecomafia, lotta a tutti i crimini ambientali, io aggiungo per la colleganza che hanno attraverso l'articolo 32 e 9 della Costituzione anche quelli sulla sicurezza del lavoro. Se noi non istituiamo delle norme precise dal punto di vista sostanziale che prevedano la commissione dei reati secondo determinati comportamenti e non prevediamo delle pene adeguate, vuol dire che rinunciamo in partenza a perseguire questo tipo di reati. Primo. Secondo luogo, introduciamo quelle che sono sanzioni amministrative e sanzioni interdittive, perché ad esempio se viene trovato responsabile di una società a commettere questi reati che riguardano il traffico, ad esempio di materiali tossico-nocivi di vario genere, deve riguardare anche la società e la possibilità, o meglio la impossibilità per gli imprenditori che vengono trovati colpi in fallo di poter continuare a contrattare con le pubbliche amministrazioni, devono essere messi fuori dal mercato. Perché? Intanto perché c'è l'aspetto punitivo di cui siamo, soprattutto perché chi interviene sotto banco in maniera scorretta, con le truffe, in maniera genericamente illecita, va anche le regole del mercato, quindi va contro anche l'interesse dell'economia. Questo bisogna cominciare a capirlo e ripeto, il paragone produzione ecomafia e calza a pennello, la stessa identica situazione. E quindi credo che sì, cominceremo a ragionare in maniera diversa anche all'interno del Parlamento, potremmo arrivare a risultati sostanzialmente diversi.
Sugli aspetti specifici ne cito un altro che ho detto sul rapporto e che condivido assolutamente, è quello della razionalizzazione dei controlli. Ancora una volta riguarda in generale il sistema di polizie giudiziarie, perché noi abbiamo anche su questo settore talmente tanti organismi di controllo che alle volte li troviamo tutti da una parte, da un'altra magari non c'è nessuno. Sono delle duplicazioni evidenti, come ad esempio per quanto riguarda le capacità scientifiche o dei ROS o dei RIS della polizia scientifica, che vanno razionalizzate, vanno eliminate duplicazioni per recuperare ovviamente risorse, ma anche per lavorare in maniera più efficace. E quindi credo che concludo davvero questo mio intervento dicendo, nonostante questi aspetti che ho approfondito, io sono ancora convinto che le questioni fondamentali sono quelle di una sensibilizzazione culturale, in senso lato proprio, culturale che è etica sociale e etica politica. Se noi non facciamo capire ai bimbi, ai ragazzi, ai giovani che questo è un profilo etico, culturale fondamentale per il nostro futuro, non ne veniamo fuori. Certo non si sconfiggono le ecomafie e le grandi forme criminali nel giro di 1 o 2 anni, ma la prospettiva è quella di lavorare negli anni per cercare di diffondere il clima, il senso della legalità sotto tutti i punti di vista, il rispetto delle regole non astratte, ma rispetto della regola, perché vuol dire rispettare l'altro, rispettare la persona. Grazie,